In Sardegna le nuove generazioni crescono con un'idea in testa, che la nostra cultura, soprattutto quella dell'interno, sia sempre stata cristiana, che i barbaricini abbiano sempre avuto Cristo, sempre avuto i santi, sempre avuto le chiese come origine. E questa cosa non la crediamo perché l'abbiamo studiata, la crediamo perché ce l'hanno lasciata addosso come se fosse ovvia. Poi però apri i documenti e ti accorgi che l'interno non viene descritto come già cristiano. Viene descritto come un mondo separato, resistente, irriducibile. E soprattutto, la svolta arriva in un punto preciso. Ha un nome preciso: Ospitone. Nella stele di Fonni, quella che sta in chiesa, incisa, messa lì apposta, c'è scritto che quando i Romani occuparono l'isola, non poterono in alcun modo soggiogarla. Questa è la chiave. La conquista con la forza non funziona. E infatti, la stele racconta prima il mondo antico, quello che oggi è stato coperto: Ercole, Iolao, i Tespiadi, i popoli, i luoghi, i nomi che cambiano, i paesi fondati, la Barbagia che nasce come rifugio e come roccaforte. E lo dice pure senza giri. In seguito gli Iolaesi edificarono un tempio sopra il sepolcro di Iolao, appellandolo padre. Quindi non stai parlando di un cristianesimo originario. Stai parlando di un culto precedente, di una memoria precedente, di un'ossatura sacra antica che viene prima delle chiese. Poi arriva il passaggio che ti fa capire come entra la chiesa, non con la spada, ma con la breccia. La stele lo dice: quando Ospitone loro principe ricevette la fede e domandò la pace da Zabarda duce della Sardegna, la quale ottenne con questa condizione che i suoi sudditi si facessero cristiani. E subito dopo, il che, avendo conosciuto Gregorio il Magno, mandò ad essi il vescovo Felice e l'abate Ciriaco, e così scrisse al duce Ospitone. E dentro quella lettera il tono è chiarissimo, senza maschere: mentre nessuno della tua nazione è cristiano, e ancora, mentre tutti i barbaricini ignorano il vero Dio e adorano il legno e le pietre. Poi gli dice cosa deve fare: portarli al culto, farli battezzare, farli entrare. E infatti la stele chiude quella parte con una frase che è una sentenza: il popolo si fece cristiano. Questo è il punto che la Sardegna non vuole vedere. La cristianità nell'interno non è da sempre. Entra davvero da lì. Entra quando la porta si apre dall'interno. E adesso capisci perché Fonni è fondamentale. Perché quella stele non è un racconto messo lì per bellezza. È una dichiarazione di fondazione. È un manifesto inciso in pietra per dire: questa è la storia, questa è la linea, questo è il passaggio. E la stele dice anche perché viene messa: perché mai più non cadesse in dimenticanza la memoria di tanto beneficio e la sovversione della superstizione si riconosce. Cioè, non solo conversione, ma sostituzione, sovversione. E poi la cosa più incredibile: lo scrivono come gloria. Eresse in loro onore questa basilica, e felicemente la compì nello spazio di 36 mesi, AD 13 maggio 1708. Quindi il succo è uno. La Sardegna dell'interno non viene presa con la forza. La forza non basta. La conquista vera arriva dopo, con il passaggio di Ospitone, e da lì, col tempo, quello che oggi scambiamo per origine diventa normale, diventa tradizione, diventa sempre stato così. Ma non è così. La Sardegna non è cristianesimo, non è santi, non è il Dio che ti hanno insegnato. Il culto è molto più antico, ed è lì che stanno le nostre origini. E i testi non aspettano altro che essere letti, perché la verità sulla Sardegna non aspetta altro che essere riscritta. Grazie a tutti e al prossimo video.